quando è stagione di baci, dall'anima necchina, mi tacio, ti taci, c'è niente se combina, quando è stagione di baci, è tutta una rovina, una vita cui muriaci, a stento, a se trascina. La 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 quando è stagione di baci ai nuci a se incammina se un pum non sei viaggi se cerca una mecina quando è stagione di baci a trova qualche spina un chance che in sti casi che sempre una mecina la 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 quando stagione di baci dall'anima nechina mi tace e ti tace ci niente ne combina quando la stagione di baci è tutta una rovina la vita qui moriaci a stento si trascina quando stagione di baci ai nuci si incammina se il mondo si piace se cercano vicina quando a stagione di baci non trova qualche spina non c'ha che sti caci che sempre la vicina quando è stagione di baci è tutta una rovina una vita cui muriaci a stento a se trascina la 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 il telefono alle cose no. Legge il giornale in pace, una pipata. Oh. Gian Cosa te? niente Allora stai zitta. Gian Uno che non sai qualcosa da dire, dimmi pure, appena non vedo che ne parlo. vuoi da solo sapere cosa ti stai facendo Se invece di conciate unge come un tiramisciugo ogni tanto ti vedessi inneggiata, sai va facile veditelo da sola. l'hai affetto e io rifasso ma non vedo altro che il giornale aperto un po' di ciambelle belle e una via di fume E vabbè, allora ti informo di tutto quello che sta succedendo, darei a questo tocco del papeggiastro di parole. Incogendo tra la riva del fiume e tra i tampani ciambelle che il povero disgrazioso lo deve leggere sul giornale di Santa Pace. o ci semplicemente due oggi che si asconda Ho capito. Precisiamo. Ma se dolce questa canega, stanco regolo della giornata di travaglio, coi piedi liberi di intrampare barche, vede che il povero disgrazioso che uno lese. Non la mia manco e figure, tanto meno dorme. Ma deve un giornale per paravento, e questo non tanto per non farsi vedere quanto per non ammiarsi in giro. C'ha le contenta ova? sbaglio o te quella da rattelà? Per le adesioni passate, secondo la nostra tabellina di marcia se riesci in ritardo. Ma sempre in tempo. Lasciami lese, dai, che ci ha venuto di più questa. Basta, basta, basta. Non sto a fare
quando siamo ridotti a questi punti, da quando noi non ci sappiamo vivere qui, ci troviamo così, in questo modo. Da quando te hai acceso da barco, radio e televisione, perché ti davano fastidio, perché facevano proprio bordello. Se vorreste a me, un giornale e ti e me, unge e me. Sempre gli altri qui con qualcosa di mezzo, di lungo qualcosa da gli altri, sempre pronto, prontissimo a fare la tela. Ma non parlava di quella che è di mezzo, mia che non l'ho caso, Gian, basta, basta. Non ne posso più. Ho qua da fare finire. Sono stufa da andare avanti così. Basta, Gian, basta. A questo punto basta. Basta. Basta! Lo dico io, va bene? Oh, lo dico una volta per tutte. Allora se c'è una donna, sono ormai 20 anni che ti tango ci piango ciancami. Oh, dopo 20 anni ti ripeto, basta! Dopo 20 anni dammi un tumore, ti faccio una domanda precisa, categorica. E la stessa degli altri due hanno quelli difficili, Sono stato forse amici? E rispondi se ti dà coraggio. Ma cosa ti te credi? Che sei George scemo? Anche in timbriego? Non sta vedere giù quante volte lo riesci in figlio. Per cose non so, Se per un materno scoppio ritardato, o per un de donna, per quelle cose lì che a me non me ne intendo, non mi ci mai entrare. So solo che ora ti hai scoperto dopo 20 anni che senza figli non sono tutte senti completa, ecco. Ti hai scoperto dopo 20 anni che senza figli giù a casa, che gli altri che seggimo è sempre tremendamente vera. E ti hai scoperto dopo 20 anni che mia tia non è uccidita da nervo da dirse. Da nervo, non abbiamo mai violita da dirse. Dopo 20 anni te l'hai scoperto. Ecco queste siamo rifiuti. Vite e giro, da mangiare musche. Il giornale che non mi riesce mai a leggere in santa pace. Gli maniche legati che non ha mai visto una cuccia. Gli immobili che sul cassetto me ne scivoleva mai a più. E li metto da luce in cima tutta la casa, ma sto lì via che se ne passa stasera. Sto lì che se ne passa. Ma ti scherzi? Giunita, l'ha cacciata avanti con accidenti, tutte le volte medesima musica. Perché non è cacciata a luce? A piazza e presa mi hai capito tardi, ma arriva anche quella, Marina. Sei la volta prima del predecimo tutti quanti. Già. Ma lasciami aspettare. Non lasciarmi così. Veniti, danno magari 2 maschere, ma non quasi addosso da solo. Veniti da me, dimmi tu quello che mi merito, ma non so che è colpa mia, non so. E lui, Mari, non è stata solo colpa tua. Una buona dose che l'ho capito. Vedi, aveva dovuto avere a forza di convincere, ma non a te, le manca una spiega che saliva così un po' più da mu, ma invece non sono stato buono. Forse perché anche mi credeva nella nostra gioventù, nella nostra libertà, niente c'è mai così, ma non era così sempre. Non era solo che egoismo. E se ne siamo accorti troppo tardi che avevamo già. E siamo lasciati già in giro dal nostro nuovo e non sapendo volare. E così se ne siamo accorti proprio quando, dopo aver fatto tutta la vita la demua, se ne siamo accorti quando che la macchina comincia a perdere colpi. Cosa ti dici? Alla comunità? Quando è una cosa a sadövi a poco, come le usano gli altri. E che le tutta paresa, tu che per tu a vernice, Mari, le macchine anche se semi nuove perdono le prese in base all'anno che hai sortito. Ma mi ti sai, ho preso, poi non mi interessa. A me interessa come funziona. So per esempio, che sono
de balille che funzionano bene anche un uovo. Sì, a Rallì di Bardinetto, ovvero al raduno delle vecchie signore. Se non te cade bella, se si rompe qualche tocco qui, cade ti modisci di quelle che dici, ma con l'agnelli che è salva, ormai. Pensi come tu non ha già bisogno? Cos'è già così, ma pigiò? Oh, cala, ma pigiò. Io non ho detto questo, perché quello, qualche marcia bassa ti fa puntiagola, d'accordo, non fai anche il centro come una volta, ma se ben l'ho verificato, insomma, una macchina, d'accordo, ma non è meglio come Anna, però se calcoliamo le volte che mia team c'avevo i chilometri che mi ho fatto, mia team mi dicono che manco più di rodaggio. E poi, d'accordo, non saliamo giù dal primo pezzo, ma poi non mica mai chiamasse tanto vecchi, Già, tanto vecino, ma manco tanto svegli. E per correre in tutti i circuiti ti capisci che non le vuoi facile. Beh, Ma di figlio, ti devi sapere, qual è il problema? Perché bisogna costruire, farsene. Non è che arrivano da soli, così, suonando sulla gente a porta, ti capisci? Ma, vai, sono la gira da porta. Già, un sonagino da nostra porta? Ma solo che stiamo pensando, poi vanno venuto a reclamare un po' prima, Non riesci almeno a preparare stasera, aspetta, cosa ti devi preparare? Poi tu vuoi solo per potere. E quello è esatto tu suoi, Già, cosa per fare qualcosa? Qualcosa? Vai lì a porta, per esempio. Sai, parla con me, ma non ho fatto. Solo che... Già, ti devi fare. Vai. Oh, ma ve lo segno. Chi è? Ti piace ma qualcosa? Sono messo a tranuto, vicino! Mario Lamarchi! Non parla, sa? Ma Vicky? Sull'Andrea, la volta, arbitro previa! L'ha detto l'Andrea, che da come fusciuga, se così che penso. L'Andrea l'ho vestito già dato con la previa. Se non mai penso. La previa. Oddio. Ecco qua tuo ufficiale. Ufficiale? Ma non deve disturbare, neanche se va con lui a me, ma lì ma qua fai a sapere, non ti Ma te che io infatti non stai 420 per forza! Ma ci pazienza, già, se non disturbare, ma che mi è già messa moribonda. Ma no, ma cosa ti mi dici? Allora Ma mia cosa ti deve sapere forti noti? allora sta sotto la macchina. Ecco, e poi dici anche le macchine sono la rovina dell'uomo. Palle, bisogna saperlo usare nel modo dovuto. Deve riuscire a cercare la sua giornata da campagna. Una suocera in piena licenza in tutte le sue funzioni di suocera. Già, per piacere, mia, o non seguivo questo momento di ineverinate. Siamo chi che non si vuole piccare in testa, non portò più, perché non si mai lasciato. Non è che non regala, nell'impresa al sud, non è che non regala. Ma me la spiego. E mi dice proprio la gente, gli dico fino a quando non torniamo. Sì, mia mami, stai bene a sentire, Ho figlino là a posto, non ti devi fare niente, o dorme, ma o sta bello pulito, la da mangiò, e quindi quando la passa pinga non c'è pericolo di sentire il chance. E quando dorme non la lascia mai camminare. Quindi stai tranquilli che non veda anni, scendi disturbo, va bene? Lina, Lina, non ti devi preoccupare, pensiamo niente. Vai, corri da te mai con la bisogna. grazie Maria, se non ti capisci, pensa a dire proprio come fa. Posso andare tranquilla? Tranquillissima. Grazie Non ancora. ho detto niente, ma che Andrea, andiamo mancherà. a lui, Mi sono pronto. Stammi qua a sentire, ma se vede quello che spero, vero? Ma stai tranquillo, tanto che per stasera sarà te lo, perciò mia, non rompa e ma non cacciare. Speriamo bene. Ciao! Grazie, te ringrazio, te amico. Oggi pazienza, se te vuoi essere buono qui, no, tagliati, non proprio a Andrea, un secondo, come se mettiamo le cose, devi da qui almeno tornare a riesci più possibile, Andrea tranquilli che tu ne hai tre, e se mi prepara Marco sarà tutta le sagaprie.
ma mi quando vedo questi cossi qui e questi rabattini qui mi vengono con una cura qui che tu proprio... Se ti parlassi Ciuccianin, magari non sta diceva, ma... Parlo Ciuccianin, ma ora che mi viene, tu vuole come ti vuoi dormire questo? Ah, è vero. Poi riesci a metterlo su divano, per esempio. Cioè di mare, da solo, ma di ciocchi, se quello lì se se ne scappa via con le macchine d'otto, Ma tu tempo fate con i piccini su? Ah, non si sa mai, via che prendi da quello mica i bambini come i muniati, i nostri vecchi, sa. Dalla metà siamo. So piccino, so portiamo il letto in mezzo alle altre qui, noi così siamo più tranquilli. Se ne dici? Sì, ma se l'idea che i sveni da un po', lasciano a cui io già aperti, non mi fa poi bello stasera mettilo letto in mezzo agli altri, proprio stasera, se avvalirla, che ho con qualche stessa di benzina. Beh, vorrei dire che semmai tu mesmo mi che mettiamo via, come che mettiamo. Te devo fare qualcosa, mia... Senti, mi devo andare a pigiare qualcosa per il giorno, però ti vorrei fare una cosa. Dimmi. Se già c'è come me, lo dico per il giorno, Va bene, ma dimmi. Tu riesci a andarla? Ti sei in una stanza tanto fredda, mettiti pigiama quello di flanella, Lo dico per il giorno, Infiate in tuo letto, scaldarlo, dico per il giorno, Ah. Sì. Un momento, calma. No, la copertina aspetta un po' più giù. Senti, arriva a farti una domanda. Che domanda? No, faccio una domanda scema. E allora non farla? Non lo devo farla, non faccio tenere la giusta come per altri 20 anni. E la domanda è questa, E sapete bene questo, perché arriva a essere ben sentito, ma soprattutto ben capito. Perché in questa casa, prima di un regolare servizio di riscaldamento, ne altri due rateliamo più spesso d'inverno, quando è dell'altra stanza che sono giassi e rete come di baccalà? Punto interrogativo? Lo sai a caso, cosa te che le sa c'è mia, non lo so. Ah, no, non te lo sai, non ti sapessi mai cosa ne No, no, proprio no. Allora, come al solito la risposta mi ha dato da solo. Tutte le volte che guadagno a loro, e sono tante, per ciantare lì prima di incastrare i miati del sangue, mi vede sono sempre nel letto da solo, ti? Mi? Qualche altro in casa, sì, vabbè, coppi giorno che entra. Ti, sì, proprio ti sempre venuto dall'acqua del talo nuziale era già bello caldo ed accogliente, per ciantarmi che prendi, saccate da schiena. Oh, Te l'ha mai detto nessuno che l'astuzia è femmina? Ma che bello, se ti avessi accattato una scala a letto, non sapeva certa, c'è subito un po' più onesta. E se ti invece da infiate il letto, come ti? Giù da parte dove ho un sturo e uno pigia la sbrio. Qualche volta ti mi avessi aspetto qui fare assesi? E per prenditi me la riesci a ciantare da panza, ma lasciamo perdere, vado dalla parte da breve, da buone, insomma, da scala a letto. Già quertina. E appena ho letto sei a frutto te ti ho sciù, va bene? Va bene. Oh no, Cosa ti capo? però scaldi te per prima, ecco, grazie. Ma come è noioso quell'uomo lì, gente, ma vedi, ci vedi, tanto di quello noioso. Ma io vedo, la via te posso vedere una cammina. Signora, mi ha un posto secco. Cosa succede qui? Ma bello signora. Oh, bello signora. Ma cosa fa solo? Già? Cosa che? Già alcuni? Cosa succede? Poi guardo che me. Cosa che? No, ufficini. No, qui, la scappo, te l'ho detto che sei là per la tenere sempre giù. Ma che sta? Stai quieto un po'. Ulenta kinga. Allora frega da cavalli. E che se ne frega? Cosa? Se ne frega. Ma frega? Ma quanti fa dire con la frega? Ma basta toccare a kinga, brucia come in forno. E ufficini brucia come in friscena e le moda a quella. Non può cagare, sai, ma cagare che questa, io cosa le che fermo? Cosa le che fermo? Cosa le che fermo? Il mego. Il mego, tu lo pigi un mego via per tuo. Il mego. Ma ce l'hai già, ti sa che siete qui. Bravo. Il mego.
Ma che avete? Carega. Scendi, tanto che si dorme. Ecco. Dunque, medici, medaglie distintive. Oh, ma cosa ti serve lì? Si dice dottore in italiano, un medico. L'italiano, ma questo sono pagine già le senesi. Infatti, via, ecco, dopo il medaggio che sono i miei. Ma che fa quanti trovi che per me carattere, porco Giuda. Ma via un po'? Ma guarda, mi capisci? Bisogna una breccia, você pega le sacce. L'ultimo medico che mi ho visto, le pille a quando andava a trani e mi è venuto a scarlattina. Figurati, mica non manca più quella. Ah sì? Non salva. Oggi lo serve a dopo 30 anni che se conoscevo, finalmente ti riesce, riconosci la mia infanzia, riconosci. Allora, quali medico? Se a scarlattina della Besson-Fugeux, è una malattia contagiosa Va bene. può essere pericolosa. Non capisci, beh. Cioè, vabbè, senti, se svegli, vabbè, ma tra i più andata a condere da bella scala, che mi fa un po' troppo. Posso dire? Pensa alla telefonata che ti fai essere per giustificare la mia assenza sul lavoro. Pronto? Guardi che il mio Giannino, io so che ti chiami Giannino, il mio Giannino non può venire perché si è buscato la scarlattina. E ha risposto alla tua capobarca. Se l'aperto ben attivo, sì, così disinfestiamo tutto il vapore, mettiamo la barca in quarantena e impediniamo lo scalandrone a mare. Ma quando piace bravo mi diceva tanto come panetta, ma poi ci può sapere darsela. Mi fa scarlattina. Già. Sì, dimmi. E peggevano in giù per un altro motivo. E cosa? Le che certe malattie infantili, fatte una certa età, possono essere pericolose, punture da balilla. Mi attimo che vuoi mica la... Qua è balilla. E per nipoti? Che succede? Comunque c'è che chiama la balilla che ti ha giustato del punto, ma non ti scherzi, ma balilla. Sbagliato, eh? No, 43. 5 era il numero 5. Dammi la porta. Pronto? Parlo con il dottor Barotti? Sì, dica. Dottore, mi ha chiesto di quelli che aggiustano i marotti? Interista per l'esattezza. E Vicennuano. Togli che manco sui paroli sul Regio. Guardi, non mi interessa sapere perché squadra tiene. Io le telefono perché lei dovrebbe essere una giusta Marotti. Oppure lei è soltanto una mia chiesa di quelli che fa mettere il dopo sulla targhetta della porta perché fa tanto sciatto. Le dispiacerebbe dirmi quale motivo l'ha spinta a telefonarmi? Non mi cazzo un giorno di guardi, telefono di mia spontanea volontà per l'urgenza della balilla, ecco. Le telefono perché lei dovrebbe essere una giusta Marotti e che c'ha un bambino guasto perché c'ha la febbre. Un bambino con la febbre? Sì, con la febbre. E quanta ne ha? Quante ne ha? Aspetta che mi informo. Io questa qui la devo sapere per cosa, devo sapere ad esempio quanto premo la conclusione. E che ne so, un bulacco. Ma di quello che ne scusa cosa che è polacco? Guardi, di preciso non lo sappiamo, ma così a occhio e croce dovrebbe essere tra i 30 e i 40. Senta, si può sapere in che modo lei giudica la febbre di un bambino? Adesso fa fiume da questo più dall'altra, io non me ne intendo. Senta, gliela misuri e se lo riterrà necessario mi richiama. Comunque sappia che la febbre è febbre dai 37 gradi in su. Buonanotte. Buonanotte. Cosa ha detto? Ma quale figlia? Questa che mi ha detto che la febbre dai 37 in su, eccetera, eccetera. Ma che fine fate tutte figure? Bisognava mettere che la febbre prima di disturbarmi che salire. E con cose? Con metro? Il termometro in casa non è mai avuto. E per forza, siamo sempre stati bene, sempre tanta salute, ma più. Sei a stare grave a tele che fai, Sì, tante ratelle, tanta salute. E ora questo cosa te fai? ragione. E ora come te ragione, come te ragione? Momento. Aspetta, ti faccio vedere. Come? Dove va? Non era da chiasso. Te
fino a un certo punto, ma quasi ragione. In casa del monte non ne mai più, ma sul Pugiolo sì. E con questo pavetta presa con la via, fatta da meno 20, non arriva a 110, non so, penso che possa bastare, per un figlio così piccolo. Ma tu sei, tu se mette il termometro ai figlio? Va bene, non ti ho mica detto, mentre che stai a scelle, c'è frutta, delle armette, tra i piedi, pepe, le gambe, andate basta bene la temperatura all'incirca, così, Vediamo, metti che non tem posto che non sei già impertuso. meno male, per adesso. Chiama su sta descia? Tanto bene, mi domandevo cosa che veniva tutta assieme così, come sta, perché veniva a prendere. Vieni me qua da la mano. Sì, bravo, torna da Balira, mi fai sempre usare mangiare cadere. Dico, che vertato piuttosto. Con il termometro normale bastano 5 minuti, ma con questa affare che cosa te ne sacce? Mi ha posto molto, piuttosto, sono grazie che avete portato quello. Giacomo, ma sta 25. 25, ma no, quello io non devo esagerare, non è breve. Ancora 28. Tutta la febbre minuto per minuto. 29, 30, già. Sì, vai. Tra attento che quando arrivassimo se lo caparello quei qui. 35, 37. Lo segno 33, mi devo fare 42. 38. E 5 devo fare. Ho ciucciatinta. 39. Già 40. Tombola! No, qui non è tombola, qui è lo studio del dottor Caroli, interista per l'esattezza. Sì, e mi sembra Germano. Me che sono quello di prima, sa quello che ti misurava la frega a farmi? Vabbè, il bambino c'ha la frega parata, cos'è che devo melinare io? Per prima cosa bisogna farle scendere la temperatura. E bella scoperta, come faccio? Un po' mi rifiuto frigorifero o più un po' giù un giorno? Ma no, si calmi, su, mi dica quanti anni ha? 61 compiuto il mese scorso. Ma non lei, il bambino! Il bambino? Amico, sapere quanti anni io lavoro lì, come faccio a sapere? Guardi, io non me ne intendo, non riesco a dare l'età giusta nemmeno alle donne che mi interessano, si figuri, io con qualcosa lì se riesco a sapere quanti anni ha. Ma si può sapere che razza di bambino parliamo? Oh mamma, siamo tornati a quei tempi, adesso sapere anche la razza. Guardi, adesso come adesso è l'idrento lì che è rosso come un peperone, però le posso garantire che è di razza bianca, conosco i genitori, ariana, come si diceva una volta quando volevamo far cantare Facita Nera agli Ascari. Noi. Senta, proprio perché sono un medico e voglio rimanere al giuramento di Ippocrate, non le rompo immediatamente la comunicazione. Ma mi permetta di formularle la domanda in questi termini. Che razza di padre è lei che non conosce neppure l'età di suo figlio? Ma che razza di me? Che siamo nati che pescare, che non capisce l'accidente, questa qui. Ma non è mio figlio, è quello dei vicini del piano di dato che me l'hanno portato qui di sotto, me l'hanno prestato, me l'hanno messo dentro una cuffia con 2 manegge e lì è lungo 2 palli, un cincinino e c'ha la febbre e c'ha guasto, quello vorranno dietro come nuovo. Basta, mi sembra di aver capito dalla sua fin troppo circostanziata descrizione l'età del bambino. Ma gradirei che rispondesse ancora a questa domanda. Il piccolo ha la patente oppure non si regge neppure in piedi? Guardi, la patente adesso la darà tutti, ma quello lì non credo. È lungo un palmo e poi un ciccinino. È dentro una cuffia con 2 manegge lì, non è facile. Finalmente, nonostante parliamo 2 lingue diverse, siamo riusciti a capirci, finalmente. E per forza delle lingue del specie. Scusi, una mia chiesa è un cavallo di porto e per giunta poi un interista in Germania. Basta con questo linguaggio differenziatore. Piuttosto mi sembra di capire che a lei non è molto chiaro il termine interista. Vuol dire che cura per intero. Ma perché ci sono anche quelli che visitano a rate? Ma no, l'intero corpo umano. Dai cani ai capelli, così fa anche il pedicure e il parrucchiere lei. Oh, basta. Ma chi le ha dato il mio numero telefonico? Le pagine gialle, che è tutto di Oh, adesso basta sul serio, Lasci parlare me, una volta per tutte. Deve andare, deve anzi correre in farmacia ed acquistare un flacone di ledermicino. Oh, momento, ma sai che devo fare? Ci sono
alla posologia. Chi è che devo seguire? La posologia. Chi volevo? Ma mi raccomando, faccia attenzione, perché è una medicina calibrata, cioè vuol dire che deve seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nella confezione. Perché vuol diventa fare questo qui? Su, adesso prenda carta e penna e scriva con me. Ecco, un momento, calma, che faccio il respiro. È una macchinetta sta qui. Dico, carta e penna perché devo scrivere. Carta e penna? È una parola che ho. No, deve essere aperto, deve essere che chiave dai, mettite, dai, Mari. Calma, Guardi, avrei una certa fretta. E lei resti a calma, adesso sta la casa mia un po' fatta così perché l'altra volta pensi che ho trovato le limette da unghie nell'armadio dello zucchero. Andiamo bene allora. Mari, mettite! Mi sta cominciando! La mattina! Oh, chi? Ti chiamati? Ti stai dando l'altro là? Su da un po' mo. A te che a te l'anno passato quando ti tendi su un tappeto e fai parole con Gè. Dai, capito? L'anno passato. Su, per favore. Prego. C'è calma, ragazza, guardi, abbiamo già trovato lo scalpello, ci manca solo che la pietra. Dico, papè! Ma ti serve anche quello? E dove scrivo già pronta? Qui scrivo. Calma, Su, fai fretta, per cortesia. Vabbè, ma qui adesso cerchiamo lo corrente, c'è calma lei. Adesso io dove scrivo? Ma rimettite che a me che sono... Stai cominciando, su! No! Ma questo è... Beh, alle giacca, alle pulite, to? Su! Ma scrivi, su, e cosa fa a scrivere così? Ma io non so mica forte, senti che mi avvero quello. Sì. Mi chiesto, sono pronto. Ecco, bene. Allora scriva. Un flacone di ledermicina. Un flacone, ci dia dato, io sono a cavallo, non mica... Un flacone di ledermicina. Sì. E seguire attentamente la posologia. E seguire attentamente quella cosa lì che la poso di qua, poi logia di là. Posologia. Posologia. Bene, ha scritto? Sì? Sì. Ecco, adesso mi dia il suo indirizzo. Giovanni Vitaluga, Vico del Castello 32, interno 7. 32, interno 7. Ma l'aspetta. Ecco, senta, prima di lei avrei 2 visite urgenti, per cui saremo nelle ore piccole della notte. Intanto si segni il mio numero telefonico. Nel caso avesse difficoltà in farmacia a causa della mancanza di una ricetta scritta, mio marito, al quale lascio l'incarico, provvederà con una telefonata a risolvere l'eventuale problema. Sì. Intesi? Intesissimi. Benissimo, allora più tardi. E mi raccomando, corra in farmacia. Mi precipito addirittura io. Mari, mi devo andare subito in farmacia. Ma cosa ti fai? Ma tu non è che ti fai? E devo con in farmacia la settimana giusta. Oh, che bello matto! Il piccolo da una punta stanza e vede se riesce a qua fermarlo. Ma porco di quello mondo quadrato, me faccio urti senza ferma. E non me l'ha mica detto che c'è, se la testa ma sempre sei rimasto a parole. Non sono riesci a ne avere non ne a fermarlo tanto meno. E vedi a Ginevra che pare che tutti i santi riuscendo un paradiso. Oh, mia mia. Quando lo dico, stavo proprio un pensiero, mesamente passavo se vedanco, non segno un cano, come fermo, ma sa bene cosa portò il pego, almeno quello. Oh, mami, oh.
Non manco coraggio delle risponde, ma deve farlo, dunque sta adesso piccino. Pronto? Buonasera signora, qui è il brigadiere Colombo della polizia, Casa Pitaluga? Sì, qui Casa Pitaluga, ma... Lei è la signora Maria Bianchi in Pitaluga? Sì, sono io. Ma cos'è successo? È mio già? Niente signora, non si allarmi, non è successo niente di grave. Però qualcosa è successo, è il mio già. Lo so, l'avete arrestato, magari è anche caduto dalle finestre. No, noi non abbiamo arrestato chi dice lei signora, dalle nostre finestre non è caduto nessuno. Cerchi soltanto di stare calmi e di ascoltarmi. Volevo chiedere un'informazione, signora. Un'informazione? A quest'ora della notte? Io non c'ero. E non c'era neanche mio marito. E nessuno dei due. E poi tanto perché lei lo sappia, le sigarette noi le compriamo dal tabacante qui sotto casa. E il caffè dal droghiere che è sempre qua sotto casa. Lo sapete, ce lo mette anche tanto caro. Scusi signora, ma se lei mi lascia un attimo dire... Si mesce in mezz'ora che al telefono non mi ha ancora detto il motivo della sua telefonata, ma è mai possibile? Ma signora, se lei mi lasciasse un attimo parlare, vorrei soltanto dirle che abbiamo fermato un uomo a via Granci che stava correndo scalzo, in pigiama, con un cappello in testa e un rotolo di carta igienica sotto il braccio. Per caso c'è anche il paracqua? Sì, aveva anche l'ombrello, signora. È lui, è il mio Gian. E mi dica cosa è successo? Ma guardi, per noi il non meglio identificato signor Gian è pazzo da legare. Ma prima di portarlo direttamente alla Neuro, ci ha sciorinato tutta una storia che per puro scrupolo di coscienza ci ha obbligati a telefonarle e a chiamarla a quest'ora della notte. Ma è sicura che si tratti di suo marito? Sicurissima che si tratta di lui. E come faccio a sbagliare, a confondervi? Ho sempre avuto lo stesso. È più di 20 anni che c'ho lui, non l'ho mai cambiato. Ed è sempre andato bene, sempre. Adesso magari me l'aveva anche guastato. Ma guardi signora, a parte il fatto che noi non guastiamo nessuno, ma eventualmente cerchiamo di riparare le malefatte altrui, ma se per non sano intende sano per non guasto, allora devo manifestare qualche perplessità. Al momento del fermo, sì, suo marito, tanto sano, a noi non sembrava proprio. Comunque non entro nel merito, guardi. È sicura che si tratta di suo marito? E come? Confermo, si tratta proprio di lui. Ma guardi signora, Voi deve sapere anche una cosa. Caro lei, che lei mi ha raccontato, che c'ha anche... sì signora, guardi, io volevo dire questo, che quando l'abbiamo fermato, ci ha sciorinato tutta una storia, ci ha detto che lui doveva andare di corsa in farmacia a comprare delle medicine per un bambino, sì, che gli hanno prestato già guasti. E aspetti un attimo perché ci ha raccontato delle cose, ci ha detto che nemmeno il casserolino dell'acqua per la barba può volere in 5 minuti. Ebbene, tutta vera la storia che vi ha raccontato, e anche se va detto tutta la verità, voi non gli avete creduto. Guardi, il fermato comunque dichiara, sempre secondo quanto sta scritto a verbale, di essere uscito di casa in tutta fretta e in stato di eccitazione ma scusi, anche qua devo essere sicuro di leggere bene quello che ci ha detto. Su, dica! Per salvare la propria balilla. Dimenticando perciò di vestirsi e di prendere con sé il portafoglio, conferma? Confermo come? E anche se vi ha detto tutta la verità, voi non l'avete creduto. Ma si rende conto? Ma signora, ma per favore! Zitto! Oggi, alla soglia del 2000, quando tutti già vanno in giro vestiti come vogliono e gli uomini vanno in giro anche con la borsetta, voi mi fermate un uomo perché secondo voi va in giro un pigiama? Quello non era un pigiama, quello era il suo completo buono di flanella a righe verticali, un po' bianco e un po' blu, va bene? Ma signora, può anche avere ragione. Io ho tutte le ragioni. Tutti i gusti sono gusti, ma noi non l'abbiamo fermato per la qualità del suo vestito. L'abbiamo fermato perché era sprovvisto di documenti. Oh, questa proprio. Come fate a sapere che una persona è senza documenti se prima non la fermate, Me lo spiega? Vabbè, sì, anche qui può avere ragione, ma... Io ho tutte le ragioni, gliel'ho già detto, Non mi stia a confondere la testa, per favore. Oh, bello sei mio caro. Guardi, signora, d'accordo, però non mi può dire che tutti se ne vanno in giro di notte sotto un diluvio con un rotolo di carta igienica sotto il braccio. È forse proibito? C'è forse una legge specifica a proposito? Poi quella non era carta igienica. Quella, tanto perché lei lo sappia, era una stella filante un po' più larga delle altre, ecco. Vabbè, guardi, signora, guardi, lasciamo perdere, altrimenti lei mi convince che sono un dirigibile invece che un semplice brigadiere di polizia. Ma fatto venire in guardi, casa. suo marito è qua e non sappiamo cosa farcene.
Lo portiamo direttamente alla Nera o vuole che glielo riportiamo a casa? Portatelo a casa subito e con la medicina perché il bambino è grave! Ma no signora, non ha potuto comprare le medicine, è uscito senza portafogli e quindi senza soldi suo marito. E beh, e non potete prestarglieli voi. Siete o non siete al servizio dei cittadini onesti? E noi lo siamo, perché ci chiamiamo Pitaluga. E i Pitaluga, anche se di casa stanno nei carucci, sono onesti e i pochi puppi che sono costretti a fare li pagano, sempre. Oh. Va bene, guardi signora, va bene, guardi. Le riportiamo a casa al marito, guardi, subito, subitissimo, guardi. Prima che sia lei a venissero a riprendere, e anche con le medicine. E non dimenticatevi il paraco, per favore, eh? Buonanotte signora, buonanotte. Buon annetto, mi dice. Oh, deneteci. Vado a vedere un cugino qua. Dai, non si manca nessuno, con tutti quelli sbracci con la fetta con lui al telefono. Oh. Ma mi domando, l'affermò perché ho moriva. Ti vede che è tutta una questione di velocità? Esci. L'affermò perché ho le pigiama. Esci. E comunque anche se ho moriva, a quelle che vanno in giro, cianin, no, a quelle non che fanno niente. E poi le pigiama. L'affermò magari anche per quello. E quelle che vanno in giro mese nue e che ganno solo le fadette per capello? No, a quelle non si che fa niente. E sai perché? Perché vanno in giro cianin. Ma bello signora, magari l'ha anche in più di botte. Per fare di che l'esterna poi le vai tramvai da sera. E su gadito che è tutta colpa di quello signore di Turin, magari che dà anche l'ergastolo. Però con l'ho telefono, quella dito che lo porta a casa. Ma chissà povero uomo come sei amato, Gio. Tutta l'erba, in pigiama, quelle sciarbelle. Bello signor capo, sai a tutto essere lì un re del povero uomo. Sai a me, Gio, e fa la cosa giusta, ti ha le peur. In fondo quella rapa qua che mi piace tanto. E siccome mi piaceva un po' troppo, mi dirò scusa. Sì, io ho un po' di quello. Sai a me, giù, che prepara un po' di vin brûlé. Negrino nell'altro, ma da camomilla ambulacchi, per voi e per me. Ma poi chi sei? E mi sono quello proprio meschinetto con la maledetta fortuna da me da letto che sono dei vostri tacchetti. Ma mi non capisci? Ma come io capisco cosa c'è qua da notte? Mi da solito andare a dormire quei quanti te bestie di cristiani. Ma da dove sei entrò? E dove si trova da un cammino qua per fare, si trova dalla porta che lascia aperta, si trova, e si trova lì delle fare quelle tacchetti lì su testa al cervello, che sono da partire dai principati sottopito, ma di qua! Ma di fammi? Pensavo, tu piuttosto, quando sei in casa di altri, a posare un bacco e a levare un capello quando sei davanti alla signora. Signora? Sì. Signora qua. Mica comunque qua, tu non posso, per come serve per di me che, e un capello non avevo per come tenere a te stoccato. Sei qui che tu vedi le troppe alle tacchette che sono dei cervelli, e capivo? Oh, bellissimo chi! Ma scherziamo davvero, ma vedete che siamo tutta la vita mesima bisogna, ma vedere, e poi vedere, un, due, dietro, frutto, avanti, marcia, padre se tu ne temi di guerra, che manca solo che si rende, poi si va a posto chi è. Ma cosa figa si vede? Adesso vado, vedi? Oh, no, ma è una galleria aperta, non è neanche la luna una galleria, apri il cuccio la galleria. Ulele! Oh, bello signor capo, se ne corriamo pensare le scende a casa. Oh, che magari che abbiamo messo anche le manette. E tutto preoccupato così in là. Non vede gli anni sci fastidio. E meno male. Bello signor capo. Ciao, forse non ho fatto. Niente, ma non mi hanno fatto niente, non mi hanno fatto. Come vede signora è ancora tutto intero. Sì. Intero? Prego, sì. Ma guardi un po' come me l'avete conciato. vabbè. Ma guarda
guardi un po', è uscito di qua che era un uomo integro, Sì. una barilla in piena funzione. Guardi un po', la mia è qua. Mi ha riportato dietro un caretto tutto scivertato, con le ruote tutte sangherate. Mi sto bugiardando. Mari, dai calma, mia che comunque non è lese, Forse? Omo? Lese? Sì. Mi conosciuta ci fu una lese. A lei lese da sciarpello. No, lei scappi mica le copre Se non fosse per le mie 3.000 lire sarei già scappato da un pezzo io! Lei mille sciarpelle, Mari, calmiti, Mari, calmiti. che razza mi ha messo quello? Calmiti. Mari, cosa ti fai? Oh, ma sei tu chi? Oh, ti mi va a pigiare cervella? La cervella? Sì, a lei la cervella. Ti accalmo, lei. Ti accalmo. E mica stai una vita su dove è quello di là, eh? La cervella. Ecco le mie cervelle. Mari, adesso lo posso dire, che io le bravo, c'è quello lì. Questa è la porta di casa? Sì. Bene. Allora, sulle shorty udeva massare. No, ma Mari, dai, non fai così, lascialo Se passare. ne vede tanto come niente con una massa e su una prima mia vedi che è magados, sto con lui. Vabbè, questo sono io che ci riesce a farlo, ma Mari, stai calma, lascialo venire, sono le brave mangia, è quello lì. Non mi ha fatto niente. Vediamo un po', se è un uomo grande e grosso come quello lì, Sì. deve pigiarsela con una povia, meschinetta come me. Sì. Una povia, la donna, come si sente fino? Cosa te? Mi senti Mari, fragile? Mari, Mi senti una? oddio, Mari, Vedi da partire? oddio, Mari, Mari, ma cosa te? Non mai fa queste cose qui, cosa c'è? C'è stata allarme, si è calmata la signora? Sì, mi si è piegata qui, mi si è piegata. Ma è svenuta? Lo so. È stato lei? No, non mi dà che questa colpa qui, non l'ho fatto niente, mi ha fatto tutto da sola, si è piegata sul tavolo dicendo, mi dà una mano a farla rivenire. Chi io? Bravo, sì, ma scemo, no, guardi, se la lasciamo stare lì, penso sia meglio per tutti, guardi. No, calma, che io devo dare dei soldi a lei. No, ma guardi, si sta rinvenendo, guardi, lasci stare per i soldi. Passerò domani, con più calma. No, per l'amor di Dio, guardi che ti talugano le piante hanno cupi. Piuttosto, lei, ecco, io vado a prendere i soldi. Lei ci dia un'occhiata, stia attento a lei. Stia tranquillo che non avrò mica per lei e per le sue ciabatte. Ti accalmo lì, Sto calmo, sì, ma... Ecco qui, piega. Non resto io adesso. Non mi importa, me lo porterà domani, dopodomani, con più calma. Vede, voi siete stati gentilissimi con me, anzi, fin troppo, siete della brava gente, siete, se fosse per me io la tratterei qui, le offrirei anche un cicchettino, ma lo sa che sono male donne, guardi, che non capiscono non mi proprio stia a dire niente, guardi, sono sposata anch'io e so come vanno certe cose. Buonanotte! Mamma gente, che affare stasera. No, un po' meglio. Come ci stai? Calma, Mari, non ti pigiare così. Beh, mi sta pure pigiando un po'. Stai calma. Lo signore. Dopo, se sul conciò così, non è colpa sua, ma è colpa mia, ma pigiò per matto, mi corrivo e gli altri mi venivano a prova. Mica scappavo, mi scappava Antuna, mi scappavo, ma mi hanno svuotato loro quasi tutto, però sono arrivato là che hai avuto tutto scritto che l'hai avuto. Ecco, questo futuro, tu e poi ho portato anche a me. Bravo. Guardate, che era detto a me, che sarà detto che bisogna mettersi qui, attenti perché di controllare bene quello che è dentro, perché ha detto così che se sbagliamo ufficiale sceppai. E porco vuoi, non ti mai lasciato leggere sul giornale, ma che era nato, ma che cazzo leggo tutti? Ma non scherziamo. Ma Mari... Vabbè, senti, non sapevo leggere questo giornale che ho. Te tutto bagno? Ti vai a cangiare. Ti asciughi, tutto bene. Tanto me, faccio una bella cosa, vado da là. Pigio un po' di quella rappa, che stasera a te che vuoi proprio. E a me che vuoi un po' anche a me.
E tanto vado avanti lì, comincio a lese tutte le canci. Allora ti prepari tutto Io penso qui, che ti vado. Allora mi vado da là a cangiare, perché... ecco, ecco, è un topo che mi avanza. Sì. Ecco. Va, Gumini, Oh, Memmi. Oh, bello sul mocco, stasera. Dico, finché proprio che da stare, sulla scalastiga. Cosa mugugna? E sulla scalastiga ho visto te l'hai visto proprio sul letto. Beh, ma cosa è questa porcaia qui? Ah, Mari, non pigliare quella bottiglia di rapa che ti ha scuso tie, quella sto lavello. Quella è certa qui una rama di romani dentro. Ma ne pigliare quella che ho scuso vita scatto di mia scarpe. Quella è rapa vera con ruta autentica. Te capivo, brutto porco del siotto alcuno, ma mi ha un po' sulla da fare. Ma quante volte sono siotto di... Tacchi? Quando? Vabbè, due. La mia passata ufficiale ma anche dimmelo proprio che... Mamma, scalatina, non aveva scalatina, Ah, questa sciccare come si deve. Vabbè, poi vediamo un po' di capire qua, sai? Allora, cerchiamo di capire. Ma che è rimasta? Oh, non riesci proprio a capire. Te tanto, calmi, te marri, stai tranquilla, mettiti tranquilla e cerca di capire qualcosa. Ma non è possibile. È impossibile. Non si riesce a capire niente. Impossibile. Siete pronto? Tutto pronto? Dai, vieni, sentite lì e cerca di capire qualcosa. Sei brava, ma se non capisci, se mi dici se esci buca delegata in conto d'erba, Con romanino senza? E la grappa nasconde, nell'acqua soccombe. Bella, ho visto 5 anni mia mamma, e 5 anni che mi ha preparato, finalmente arrivo un momento, è sparato, vale, fammi leggere, va. Anche mio giudese, oh. Sei tu. Allora, poso, logia è questa. Sì. No, calma, già, calma. Rilasciamolo con la massima calma, perché, dunque, è impossibile. Se non ti capi più niente, vedi che te è proprio l'esù quello che hai scritto. Allora cerchiamo di leggere parola per parola, perché è impossibile che sia una cosa così astrusa, Allora, neonati e bambini. Il dosaggio raccomandato è di 2-4 gocce da 6 a 12 mg per chilogrammi di peso corporeo al giorno, dividendo il quantitativo totale in 2-4 somministrazioni secondo la gravità della malattia. Non so se mi spiego. Sì, prego un'altra volta, cercando dell'esito in maniera un po' più scandia, sì. Poi potremmo magari scrivere un trucco e vi sa anche il premio, non si sa mai, dai, sì. Allora, vediamo, dunque, riproviamo. Neonati e bambini. Andiamo bene, no? Sì. 2 punti. Va bene. Il dato e il assunta. Sì, fino a andiamo bene, sì. Allora, il dosaggio raccomandato è di 2, poi che una barretta per così, poi che bello 4 gocce, aperta parentesi tonda, da 6 a 12 mg. Ah, milligrammi sono gli mg. Gli africamali che picchiamo tutti i giorni con i milligrammi. Allora, poi chiusa la parentesi tonda. Per, in questo senso così di moltiplicazione, per i chilogrammi di peso corporeo. Reo di avere un corpo. Difatti se parla la croce, quando è scritto colpevole, reo, reo di avere un corpo, sì, difatti questa ne battezza la fa, vabbè, ma questo è un altro discorso, andiamo avanti. Allora, di peso corporeo
al giorno. Sì, ma ora è profunda. Ma ti vedete che sei a tutto un altro punto? È per darsi, perché se quando, scusa, ma se quando mi trovate delle notte mi date giù, per darsi che poi a un figlio, quando sapessi che cagate delle notte, bisogna... Vabbè, questo lo vediamo dopo. Allora, tu vedi peso corporeo al giorno, virgola, secondo la gravità della malattia. Firmato Einstein. Ma mi ha un po' se scritto riservata ai soli competenti in materia. E cosa ti stai facendo, Cosa stavo cercando? Stavo cercando se è peggio anche perché deve essere solo che deve piare la tabellina, ma non era che finita che Trento. E ora? Carta e penna che dovevo mettere solo là, fatto un punti. Torna! Torna, sì, carta e penna. Non cerca un po' di carta. La mattina la poteva alla coppietta di Vasamesi. Allora, dunque. Dico... Beh, qual è l'offerta speciale? Oh, capito, vabbè. Poi alle gianca, alle pulite. Vabbè. Comincio. Allora, da sentire, calma, Si tratta solo di fare un po' di punti, poi lì in matematica è fortissimo, Fali le vinte, le fali giusta che è tutt'altra cosa, dai, non sbigottirti che vincerò la prova. Ci ho dato lì ieri mi veniva che questa tua mia po'. Saeva meglio che ti venisse in mente su Pitagora. Dai, ci contenta bene. Dunque, allora, allora, 6, 4 distillè, dunque, poi, gasoso su questo, 6 mg, 4 meno 2 fa 6, non fa... Fino a buona stasera. Maria, perché sono? Già. Per me, anche senza documenti, te sembra un già. E da curcula divento a femmina, vero? Ah, ci pazienza, tocca, servizio completo. Te capivo che tempo di faccia, ti prepara la rappa. Ma non ti chiami mica mai uscisse? Vabbè, lascia perdere, dai, avanti. Dunque, allora, due buste sono uguali a 6 mg, 3 buste sono peggio a 12 mg, no? Da ciò si deduce, ma ti senti come parlo bene? Siamo entrati nell'atmosfera. Se non vado errato, da ciò si deduce che... Ti stai parlando come il libro stampo. Calma, dunque, allora, 3 buste pesano 9 mg, e fino a qui che siamo, no? No, mi pare che ora come siamo abbastanza bene. Allora, tutto... Quale tutto? Quello che troviamo, noi stiamo solo che facendo un ragionamento. Vabbè. Oggi mi andiamo addosso perché questa Vabbè. qui è abbastanza in capo già. Allora, con tutto, o va diviso per un giorno. Quindi va detto, quante ne manca? 120. Mi messa tanto che se quell'affare lì tu dividi per me data di nascita che short un numero di telefono di manicomio. Dai calma e brava, Mi su, giù che calma, su bravissima. L'accidente. Ma ti metteva mandato per la strada, ti metteva mandato. E per forza vado per la strada, vado per là. Se invece di lasciarmi ragionare, ti mettete l'uovo addosso, ti mettete, lasciami ragionare. Oh. Vabbè, sì. Che se ragiono mie, stai tranquilla che non andavo al Perù. Mi messa tanto invece che se te lascio ragionare, a quello figlio dell'aga ne va da in gotto di barbiere. Dai, su. Quello che hai detto che qui è... Grazie. Ho fatto un ragionamento, ma non quadra, non riesco a capire quanto che ne piace. Ti mettete lungo addosso, non ti me lasci, non ti me lasci, spremo il cervello, e più dico il fondo, bunga pure te, se che pure andare avanti. Ma bunga vuoi te non basta? Chi che vuole la competenza? E gli altri non ganemo. Vabbè, allora cosa famo? Allora, capi, Marello. Vabbè, che capivo che Marello. No, non Marello. E se che ne dessimo una dose così a oggi, sai, quella bieghezza... Ma non che siamo proprio di cervello. E perché non vedremo di
direttamente in tupirum. Va Ma non bene. ti capisci l'accidente? Questa chi te l'ha detto a me che sta allena me a calibrare. Bisogna stare attenti. Se si sghinda tanto come niente, può essere pericoloso per un piccino. Va bene, ma cosa bisogna fare? Tu, trova un po' di idea. Di gravierva l'idea, sarebbe. Oh, ti la fermo. Ecco, sì. Perché non andiamo a chiamare il professore, quello che ci hanno dato? Un professore di matematica dice che sei una persona così disponibile. Un è anche una sima. Un è uno di quelli che l'ha giusto i figliuami alle fabrata da un pesagno. Oh, mia che le tre vuoi passare, io non vedo se io ho lasciato la gente a quest'ua, Vabbè, ma sulla una persona disponibile porriamo a perdere anche noi adesso e non pensi in questa mascia. No, non mi piace, ti scusa, mi penso invece un'altra cosa. Quando col telefono comincia a cercare qua e guarda quella ragazza di là, non si arriva agli altri, si arriva agli altri arrivano in letto e me ne va subito con lo posto troppo caldo l'altro mezzo. Ecco. Ma bravo Ponzio Pilato, ha detto a chi ha solidarietà umana. Ma ti pagano la difesa abbastanza per quello così da là, scusa, ci dà la galera cosa dovevo fare, non so se ti mi lì a dentare, fare una schifo a dentare. Allora, ma non bisogna accettasse in quello che si è fatto, battiasse, cioè mani per quello che sta appunto a fare, e così che si vive. la parola filosofa. Vabbè. C'è una cosa. Ti vai per lasciare quello scienziato che ti dice te. Mi va a col telefono e sai con guarda quella ragazza là. Così, cittadini che sei io, invece sei no? Allora, devo, le pagine gialle, torna, così comincio, ale. Mi va qua lui, Dove che ti vai? Ma noi siamo d'accordo che andiamo a chiamare il professore? Ma via, Mari, ma non ti vedi che devi stare? E bene, devo andare solo un po' sul teschino, devo mica sortire da un portico. Ma te mica geloso che vado a chiamarlo in vestaglia? Vabbè, ora che ti metti la prescelta niente, per darsi anche, ma almeno te l'hai udito per questo. Feci almeno i documenti che per essere più sentinella, non si sa mai. Oh, ma ti metti di qui a sé! No, bambino, no, sono tranquillo, vai. Vai qua, lui. Oh, Mari, perché? Torna! Oddio, Mari, tu... Ma dico, ma avete messo il coprifuoco senza avvisare la popolazione? Ma abbiamo visto la luce accesa, passavamo di qua e mi sono permesso di portarle il resto. E il resto? Guardi, lo tenga, meno male che non ti mi è venuta, perché altrimenti il resto se lo prendeva, non me lo portava. Oh, Mari! Telefonate 5. Ma avevo altro di bella sera, perché spiegano per i beati, che poi sa già anche funzionare, questo è tutto un altro discorso. E vengo con San Martino. Mi dice, ma perché? Perché lo lascio per ultimo? Perché l'occhio grosso, mi da cosa grossa sempre più qui. Guarda, dite quelli granaggi lì come muscoli. Ti garantisci tu dentro proprio in castro. E se ti che shorti a tocchi. Dico provò, l'altra volta provò, pronto? Io vorrei parlare con... Attenda un attimo per favore. E vabbè, aspetti. Non può ti senti una bugia? Lei desidera parlare con qualcuno? Sì, io volevo, attenda un attimo per cortesia. E un attimo, e attenda. Insomma, mica su casa a dormire lì. E niente. Poi è successa anche un'altra cosa, che dopo 3 mesi mi arrivò una raccomandata. Citato per danni per aver tenuto occupata la linea dell'onorevole Ranfetti. Ma lasciamo perdere tutto il discorso e cominciamo qui con San Martino. E chiedevo provare un po' tutti. Allora, vediamo un po', San Martino, ospedale, porco quanti numeri che sono qui. È un po' troppi. Ben comincio da prima. Allora, 32, 41, 85. Pronto? San Martino?
Martino Pronto Soccorso? No, qui San Martino Obitorio. Oh, boia. No. Scusi tanto, ho sbagliato. Non importa, sarà per un'altra volta. Sì, te? Vabbè che qui si è messa moribonda, ma cercare un po' di dentro, ma fa un po' troppo. Cancelliamo questo qui, dove la partita, la cucchita. Via questo, come andiamo con un secondo. 32, 43, 5. Pronto? Pronto? San Martino Pronto Soccorso? Sì, dica. Ecco, avete mica ricoverato una suocera moribonda? Guardi, qui di donne moribonde o quasi ne abbiamo un'infinità. Ma come faccio a trovare quella che sta cercando lei? Guardi che io non sto mica cercando una donna normale, io sto cercando una suocera. Non capisco questa differenza. Beh, allora le devo fare una domanda, lei è sposata? No, ma... No, ma me l'ero data. Si sposi e poi se ne accorgerà subito la differenza passa tra una suocera e una donna normale. A naso. Vabbè, comunque già non c'è quella che sto cercando io. Ma mi dia un nome, o almeno l'ora in cui è stata ricoverata. Questo è il bello, che non lo so. Io so solo che stanotte verso le 10:30, alle 11 così era moribonda. Magari adesso è già cliccata, perché sa, le mie non sono notizie tanto aggiornate, anzi sono annottate nel senso della notte, ecco. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Attenda un attimo che prendo il registro. Ecco, bravo. Dunque, qui di donne ricoverate stanotte, e non per ragioni di parto, ne abbiamo diverse, ma di gravi soltanto 1, 2, 3, ecco, 6 in tutto. Giornata di magra oggi, Una è scesa alla rovescia dall'autobus ancora a movimento e si è spaccata la testa sul marciapiede. Regolare. Un'altra, una lite col marito ubriaco, si è buscato un cavatappi un occhio. L'ho sempre detto che il bere fa male più alle donne che agli uomini. Ne abbiamo una che ha tentato di avvelenarsi per ragioni amorose. No, non è quella, adesso è più. Un'altra ancora è stata semistrangolata dall'amante. No. E 2 sono rimaste coinvolte in incidenti stradali. E guardando l'età che hanno, sono tutte e 2 possibili suocere. Beh. Scelga quale vuole. Come quale vuole? Me ne stracresce già di quella che ho io. Io sto soltanto cercando i genitori. I genitori della suocera. Ma che genitori della suocera? I genitori del bambino che mi hanno arrembato nelle costigliole. Mi scusi, ma non mi riesce di capire cosa c'entri il bambino che mi sta tirando fuori adesso con la suocera di prima. E guardi, c'entra e come? Perché se la suocera non fosse lì, il bambino non sarebbe qua. Ecco, insomma, guardi, perché... Non mi riesce di capire. Adesso le spiego. Se ci riesce sarà meglio. Allora, i genitori del bambino che mi hanno arrembato nelle costigliole, che dentro con quella maneggia là, con quella cuffia con 2 manegge, sono venuti lì da lei ad assistere la suocera perché è grave, perché è arrivata sotto una macchina. Comincio a capirci qualcosa. Beata lei, a questo ci conversiamo. Dunque, allora, qua ecco, se mi può aiutare, qualcosa comincio a ricordare. Guardi, Sì. lei si chiama Lina, lei non la suocera, Sì. ma la figlia della suocera di lui, che lui si chiama Andrea Villa. Ecco, se lei riesce a trovarli, ci dica che vengano subito di corsa qui, che si precipitano, perché qui sta andando in tilt tutto il palazzo già qua, Sì, il sì, bambino è guarda. grave. Farò il possibile, visto che un certo orientamento è riuscito a darmi. Ecco. Mi lasci il suo numero telefonico. 20 59 86. Così la potrò chiamare appena mi riuscirà di sapere qualcosa. Io la ringrazio, ma guardi che lei è la prima persona gentile che abbia trovato gentile anche nell'esercizio delle sue funzioni, ce ne sono poche, sa, mi crede. Non è il caso di ringraziarmi, sono qui apposta per fare il mio dovere. Porca che frase che ha tirato fuori, è da mettere in cornice e da scolpire nel marmo, ma lei non è di questo pianeta. Grazie, comunque stia tranquillo, non sono una rarità. A risentirla e speriamo bene. Grazie, speriamo bene, speriamo davvero bene. Tasci, che forse qualcosa trovo. Venga.
Venga avanti, professore, s'accomodisca. Venga. Oh, cara. Oddio. Oh! Occhi. Fare sciù, attisarlo su da un letto e a deixarlo. Lascialo per conto di te, via, cosa trovo un po' e basta, fa che se mi do un caffè negro prima quando si cazzo il letto da qualche parte, anzi, le piega coperta prima cosa crede. Professore! Sveglia! Questo è il mio consorte. Cosa sono, Me mai umani italiano si dice consorte. Ma parla come ti parli del giorno, consorte. Piacere, io sono il professor Nebbia. Nebbia? Sì. Ma lasciare di Milano, cioè. No, mi sono giù fulo. Sto lì, per la ribascia lì. Ecco, ci accomodisca. Grazie, grazie. Ecco, c'è s'accomode, ecco, già sta sete. Mi fa che subito un caffè forte prima che questo chiedo. Ecco, bravo. Profe, non ti stia mica ad addormentare, Sono fa che mi dorme, sembra. Sì, fa, sembra, però la gente adesso è tutta un'altra cosa, vero? È del bisogno. Ma anche voi siete quelli che pigliano in gifi, giocano e poi operato la cena e mi come gli altri. Per l'amor di Dio, mi dopo la terra se io metto un momento di cena. Però cose. Però mi sa che ci sbaglio brata. Parleremo se c'è allora, La brata che intende voi, non poteva essere levata dai figli. Toccava agli altri levare la mesa. E costava anche poca fatica, bastava mettere la crocetta nella casella giusta. Ben dito. Volevo come un gioco di parole crocette. Sapete, parole crocette, dunque, che tante caselle non bisogna impile. Ma volete tu, se non sei in pan bene, non sei conosciute. Però se ti manca dopo ti dà la soluzione se puoi tornare a provare. E te quelle cose che dici qui lì, la casella giusta lì, a parte il fatto che lì è casella che ne sciga troppe, se lì si sbaglia dove mette la crocetta, la soluzione da 5 anni, se non conosciute neanche la soluzione da 5 anni dopo che ti trovate bene. Sì, ho capito, ma questi non sono discorsi da farsi a quest'ora di notte. Ecco, intanto che mi c'è che la mia consorte, che prepara un caffè perché ne dà sul cicchietto. De cose? De rappa qua arriva. Mai più. Allora lo faccio un po', ma per cominciare. Ecco. Lì. Sì. A salute di chi all'uomo per sera senza per questo non lo più un mese per farlo, Cin, a salute di chi lo bene tutti mettendo la crocetta alla casella giusta. C'è che cosa che? Ma sta roba chiara basta! Ditale sullo coprimo, poi altri vanno su come l'egua, La chiama alle porte, a picca. Alle porte figa, come tutte le rape che si rispettano, alle 40 gradi, Ma beve tranquillo. Devo bere, Beh, tranquillo, cianinga senza cuia, Mi impone puia che non voleva come per più stesso stomaco. E sappi se così mica mi va sempre, come la puoi la per ostie. Sapete, bello tranquillo, cianinga. Ecco. Sì, con calma. Bravo, ecco. Vedo che va su meglio. Sì, mi pare non c'è per più soldi. Ecco, bravo. Allora. Vabbè, se non sbaglio, vostra moglie mi ha messo sul letto prima che dormiva così bene, mi ha messo sul letto per farmi vedere la cosa che lo capivo. Ecco, ma anche gli altri non capisco cosa lei. E questa cosa qui, esce che da una volta perché da che a poco io comincio a fare film da lei. Sì, è proprio così. È proprio così. Tutto quello giornale lì, bravo. E ne può anche ti? Sì, stai tranquilla che qui è da non dormire per stare da me basta. Ecco, bravo. Quanto che c'è in dessicco, professore? Solo 5, grazie. Che piace a Mauro, che piace. Che nessuno una mia, perché ci fai l'economia. Vabbè, mamma mia. Ottimo signore, ottimo.
Grazie. Va bene, ora bisogna fare i punti. Questa Eva un po' ne va bene. Un po' di papè? Chi che ne beve anche che ne già la vive. Ma questa qui, a lei. Offerta speciale. Alle gianca, alle pulite. Sai, basta che non sia riciclato. No, neanche quelle cose lì non è fermo. Andiamo in un bacio. Va bene. Basta quello, va bene, non è Come siamo con questo, poi vediamo. Vediamo un po', sì. Almeno esclusa di quello che fa a prima vista. Se sono solo che ha affrontato il problema dal punto di vista matematico. Quello che gli altri, che te l'hai detto, no? Che bisogna fare i punti e così. L'equazione del secondo grado con due incognite. Cosa è? L'equazione del secondo grado. Equinozio e equino. L'equazione del secondo grado con due incognite. Al secondo grado, con due... Me l'avevi quasi detta, ma... La prima incognita aveva un peso corporeo d'ufficio. Corporeo, no corporeo. Corporeo, si dice. Ma sicuro? Peso corporeo. E allora colpevole tu, vabbè, dite. Quanto peso d'ufficio? Boh. Chi ne sa niente? Benissimo. Chiameremo X il peso del bambino. X. La seconda incognita, variabile, vabbè, la gravità della malattia. Quanto è grave, dice? Chiameremo Y la gravità della malattia. X, 2, 1. Allora, X fratto Y per 6 mg diviso 6 volte giornaliere. Sì. Qualcosa che non va, qualcosa che non va. Ma c'è la sacra buona, la roba lì da bottiglia. Questa? Sì. Come bello prima, sì. Come si chiama? Rappa con la rua, il black and white del proletario è questo. Ora va bene, quindi sì. Se per lubrificare le meningi proprio alle tutta sopra. Grazie. Prego. E te dovrebbe un po' capire. Dai che dentro, ti. Buona, pensa che non è muove più. Come vede, anche per i professori non è mai troppo tardi. Giusto, signora, giusto. Però troviamo dunque perché... Sì, 6 anni, ci fanno un po' a vedere come sto. 6 anni, ti va bene. Decisamente, però chi lo che siamo. Invertiamo un po' i fattori. Speriamo che il prodotto cambi, perché qui mi sa che succede qualcosa di brutto qui. Oddio, cos'è che... Mari, come sta figlio? Mi sento torna ma. Assentiti, Mari, assentiti, calma. Mi viene angoscia. Cosa Mi viene da partire. Mari. Già, sì, tu fammi un po' vedo. Vedo con cose che... Già, questi dici, stai a tutta la fa come più. Ma che era quella di che ci abituate via, la stanchezza, sono le UPC che sono. Sì. Quello lì. Mari, sai che ti sta calma. Calma, Mari. Mari, che mi devono andare. Pronto? Signore, è lei che sta cercando i parenti della suocera? Come dice? Aspetta un attimo che chiedo un po'. Chi ha un telefono? Per me aveva una mesa batta, ma dito se ne chi che serve al suo e moribonde. Ma c'è da capire continua i circuiti che... Pronto? Sono la detta del pronto soccorso che ha parlato prima con lei. Ecco, sì, Ho bravo. trovato le persone che la interessano. Arrivano subito o l'uno o l'altro. Ma come ho fatto a trovarli? Io non lo so perché se avessero dato a me le indicazioni che io ho dato a lei avrei anche perso la strada di casa, chissà cosa lei ci sarà voluto per lei. No, soltanto un po' di buona volontà. Allora una frase da mettere proprio in cornice. Io la ringrazio di cuore. Di niente, buonanotte. Buonanotte. Arriva, come sento un po' più tranquillo. E lei professore, di come va i circuiti? Malissimo. Bisogna assolutamente avere un peso sul peggiore. Ma non puoi trovarlo quei X e Y incugenti tra gli altri? No. Che è troppo fattori e troppo incognite. Ecco. Spuntano per tutto come i fusi. Sono troppe e troppo forti. Ecco. Ma a proposito dei forti, consultiamo se quindi si ne con dentro delle idee dentro. Ecco, ci sparisce l'unico detto seguito. La rapa che ha dentro la bottiglia. Grazie. Prego, non che ridere. Allora. E ora? Che voleva una panza. Brava, che è una panza, che ne sai, io che viene in casa te da portare, ma anche Dio, so che è una panza.
Ecco cosa vedevo con quella che mi cucina. Arriva anch'io all'arriva, se non t'aggiamo ufficio per semarate. Ora Oia, cosa dice questo qui? Per me, secondo me, parla arabo. Tutto signore, pure greco. No, per me parla embriaghese questo qui. Ma lo capisco, tre volte. Quante frego là, vuoi ufficio? 40. 40 gradi? Sì, no, litri. Questo qui le peso del mio, che mi aveva a farmi. 40 gradi? Come era? Ma rappa, sì, ma senza arrivare dentro però. Evviva! Abbiamo fatto sparire un'incognita. Beh. E sa che l'abbiamo fatta sparire, bel previo, perché bisogna si chiederà. Ecco, bravo, se sparisce, l'unico detto sai che No, però l'idea sta venendo a capire, perché sapete, d'accordo non abbiamo fatto le scoperte che mi usciva, e per cosa abbiamo parlato da più suave. Dunque, non è una balsa, non è lei, no. E che mi rimettiamo il termometro all'incirca. Però che mi metro in casa, in metro da sarte, ma che lemo. E se misurassimo con quello metro il volume del bambino attraverso un peso specifico non si poteva. No, non si può. Un peso specifico del corpo umano chi può dare? A che la tabella a proposito? Ah, questo non lo so. Sì, miei libri, tanti libri con K, mai nessuna tabella. Ma grazie dei libri è proprio. Tutti quelli che mi servivano. Ah, Ma non che la tabella a proposito. perché allora cosa fermo? Però un momento, o che tu sa? I becca morti. Salute! Tutta la morti tutti i giorni. Meno che la È un morto fresco, e tu su, e tu meno, pensa quanto è vivo. E può telefonare tu per finire? Sa che passo tutta la gente a telefonare. Non che altro. Facciamo allora te ci ubriaco, dell'esiti che te a mente. Ma non che devo mica mettere, non tanto mica telefonato, dopo dice a lei. Il telefono si è fornato, telefono. Ma che cosa sta aperto? Esatto. E sì. Le lue che ti ha fatto prima fugassa per accado. E a mia mi piace. Anche a me. Ma non che telefono va a figato, che telefono perché lei è un bilico, no? Ma tu li hai mica portato su giù, E te la vede che porta su bilico? Perché no? No, perché sono solo che è cavallo, non in vericello. Non c'è nel mio contratto. Un peso, se tu che un gripone. Poi titoli, karma. Beh, purtroppo dei clienti c'è in casa. Dico, visto che non può trovare per cose indulgenti tra le... Bevite l'acqua in tessito, sciamero. Ecco, se ti calcoli tutto quello che ti hai bevuto, moltiplicò per il numero di capelli o il numero di scarpe che porta, e riga gugata vestale per darsi che tre cicci di rapa questa scuola. E cicci. Ma che cicci ti cicci, centimetri cubici, ecco. Da venire un'idea, ma che non sta manco qui dentro. Vabbè, arrivo alle quante che c'è short. No, aspetta un attimo. Costruì in casa due conchette di Ma bambini. sì, che sono? Ecco, bravo, il banco che sei a, no? Acqua che. Allora vedi con là che ti faccio vedere altro che lei. No, non te ricaro, ti vedi, è lei professore. Oh. Cioè continua a fare i suoi occulti, E bene, perché qui non si tratta mica di un semplice lancio spaziale, no, si tratta solo di dare una medicina a figure secondo la prescritta a posto di quello sia di là, poi. Andiamo. Visto che con i 40 gradi come la grappa, verifichiamo che la grappa sia sempre 40 gradi. Poi ancora, visto che con i 40 gradi abbiamo appurato la gravità della malattia, silenzio in aula! Silenzio! Il primo che venga a parlare lo mando fuori dalla porta! Visto che con i 40 gradi abbiamo appurato la gravità della malattia, bisogna vedere se le gocce vanno divise per il peso del bambino o moltiplicate per la gravità della malattia. Torna! Rossi,
sei sempre tu che disturbi la classe. È possibile che quelli che si chiamano rossi disturbano sempre. E tu, Neri, non ridere, eh? Tu non disturbi la classe, tu la rimbambisci. E non giocare con quella saponetta. Non ho la merendina, il tritolo fa male. Silenzio. Boh. Dunque, ragionando per assurdo, e cioè assurdo è così, diremo che il peso del bambino è sicuramente superiore a quello della medicina e anche il volume. Perché anche il volume? È semplice, perché il bambino in questa bottiglietta non ci sta neanche con un dito, invece la medicina ci sta tutta e avanza ancora un po' di vuoto, anche se minimo e non paragonabile a quello che c'è in quest'altra bottiglia, che però, ragionando in proporzioni, è inferiore, quindi noi tenteremo di pareggiarlo. Effettuata questa operazione liberatrice, ovvero rendere tutto proporzionalmente uguale, silenzio l'aula! Sempre Rossi, cos'è che dici? Non vuoi più stare in quel banco lì? Ma ci sei sempre stato. Dov'è che vuoi andare? Al centro? No, al centro no, non è possibile. Perché? È semplice, perché se tu vai al centro, perché solo al centro vanno tutti da neri. E tutti da neri tu che stai. E allora, o messo con un busto a tutta la classe, oppure avremo tutti di guai. Voi altri e mi. Capito? Silenzio! Allora, visto che il bambino in questa bottiglietta non ci può stare, ma questo lo dà dito. Ma non poteva fare la bella perretta come ai miei tempi, no? Ma guardate, questo trattato dell'algebra cinese, milligrammi, grammi della malattia, gusse, e un peso, mega bella la balza! La balza? Eccola la balza, eccola qui è! E te ci andava Cosa avevo a fare lì? Questa è una bilancia idraulica, brevetto d'emergenza. Poi che spiego. Tutto uguale, su. Dunque, considerato che un litro d'acqua pesa 1 chilo, basterà mettere l'infante dentro questa conchetta e da quest'altra in più tanta acqua in modo da fare tanti litri d'acqua da far equilibrare le due cose. Cosa ne dici? Ma con Leonardo da Vinci che sai levare un po'. Io credo che alla filo come confronto. O devi darmi una mano, devi darmi. Con chi? Non ti vedi come lei Ma se te mi dico, sei ambriaco, ma mi la devi al medico. Ma via che cazzo si vive con questa fetta, questo qui. Allora, via, 1, 2, 3, 4, fermo. Dove va? Calma. A bottiglia metto che sutta, Mettila lì fuori. Dormi pigiumi. Ecco, bravo. Ma un momento, facciamo russi o negri? Mi facciamo più da lunga. Allora non sei la mia classe, quindi fea. Ma quale fea? Oh, che mi sono preso, va bene? Lo fai? No, dillo di bello. Ma che ti hai lasciato ora? Cos'è che devo fare? Ah, che cazzo c'è tua? Va bene, non va la c'è. Bravo, ma che ti hai lasciato ora? Sempre così, visto che sei un presce, ne posso come Garibaldi. Ecco, bravo. Obbedisco. Obbedisco. Prima però, anche un po' dell'acqua. Te mi avevi direttamente la bottiglia che si chiama Ciuffetto. Grazie, salute. Salute. Questa rappa mi piace sempre di più. Non se ne può fare No, proprio niente. Ah, quello che ti è stato ora? Ma mi torno un anche dur, ma quando che sai, va meno invece. A me, non vedo che ti dà quelli così, ma che ti dà quelli così, cioè... Ma che fa che io sono per l'aia, che tanto bene c'è. Compresi dal vano, anche Garibaldi, so che pensava 2 o 3 volte a di comprare per l'aia. Ma ti dà quelli, ti da quelli come Ti metti a quei goli, già tua. Non me la c'è, ma quello, ma quello. Bravo. Oh, facciamo le peso a quello, via quello. Andiamo un po', si mette da fuori. Oh, ma non... È mai vero qui perché non si sa mai, mi sento un po' più tranquillo a questo modo.
Oh, ti vediamo che ti allevi, sai, perché ti sai che porta avanti così. Come Aia! Mi sta cattesa da un pollo! No, non ti attacco perché mi serve come perno che avanza. Dai, fermo lì, Fermo lì che ho questa cosa che doveva funzionare, se non sbaglio. Ecco, bravo, così. Aia! Dai, zitto! Ma mi stai impiccando! No, ti sai che disgrazia che sei Eva poi. Allora, perfetto, mi ha come funziona. Ecco, bravo, guarda, più giù. Mica babbo, solo se mi garantite sta silenzio. Senti, un cosa deixa. Mica pago, sì, tu di là, però. Mi sento che stanno su se per un altro cicchetto di rappa. L'ultimo desiderio dell'impiccarlo. Ah, sì? Bevi poi, bevi, non ti sentirei sapere. Anche se è la cannuccia. No, che le carete. Va bene, ho capito. Ecco, là. Non chiami giù. Adesso proprio di propria sua, Avanti, sì. Ma cosa devo fare? Mettilo lì ta conchetta. Ecco, bravo. Bravo, così. Aia. Sì, tu. Aia. Cosa deixa un figgino? Ma mi fate uscire la covata. Tanti sì, tu. Ma se sta qui in posta così tu le chiami dei tacchi. Dammi a mente. Quando vi verso all'euro che Trento, ti devi darmi una mano, tutto safe, no, ecco, una bottiglia in Dio, 2 bottiglie, 2 die, 3 bottiglie, 3 die e così via. Ti volevi già le bottiglie. Se va a capire? E magari, cosa che non va, poi magari con l'altra mano per anche indicare il prezzo per fare banze di ova. Che qualcosa che non va. Cosa Perché 6 bottiglie sono tutte quelle che sta portando lì. Ed era un I casi sono 3. Ho asciugato il tuo grugnetto. Ho messo la cattesa dal collo oppure mi tocca 2 bianche di pecora. Lì non so come si fa. Dai, tali calmo perché ora mi comincia a versare. Calma, fermo. Dove vale con la stampa? Ecco, guarda. Allora, calma. Cosa che... Fermo! Fermo, va bene. Poi va a dire, devo sbagliare conchetta. Perché se tu capisci tutto da una parte e le ghiacche come più. Dai, Carlo, non dite berlinate, dai. Ma cosa posso un po' farmi? Cosa ti fai fare? Quindi qualcosa da andare apposta perché mi fai anche no. Ecco. Calma, calma che mi cominci. Sì, La conchetta. Ma sì. cosa devi fare a negarmi? Ma no, per pensarlo, Lea. Cosa hai da testa con gli altri? Ma appena funzionava, era solo per pensarlo, che vede... Ma cosa funziona? Vede funzionare se è vero con gli altri che non funziona. Altro che funziona. Perché... Come figgino. Ma sei tu torna, mamma. Ciao, figlio. Assediti. Ciao, mi bene. Ciao, figlio. È vero. E tu non lo Eccomi. E chi è? Sono il dottore che avete chiamato ieri sera. Non ce l'ho fatta e stamattina sono arrivata bella presto. Eppure è semplice, basterebbe moltiplicare. No, chi cosa sottrarre? Cominciamo a essere che un po' troppi chi è. Questo bambino con la febbre. Sull'esio come il candidato, che frega. Ma come, tanto vede che quello lì è così, per farmi del peso, come fa bruciava. Non era lei a bruciare, che bruciava, non era lei a bruciare. E cosa lei allora? Ma lei bussa da lei a casa. Sapendo che questa piano che è di riscaldamento e che avremo messo a trafasce i pattali. Guardi, dottoressa, se proprio vuol curare qualcuno, curi poi di uno di loro a caso, che tanto giocano tutti come lamme, che mio figlio sta benissimo. E sa io. Allora ho fatto un viaggio inutile. No, stai tranquillo, che fa per i denti di vecchi che ne da lungo. Mi dia una mano a fare rivenire questa qui, che è tutta la notte che mi sviene continuamente. Rossi, stai zitto! Si chiama Rossi, allora lo dà a mente, non gli dia a mente, ecco. Basterebbe strano che la dice. Non ti dai solo che dalle barri, da tre, da bottiglia, poi dai aperto tutto. Giusto, proprio. Ma Maria, la mia che sale, calma. Me che sa, quella da medicina? Sì, quella da medicina. Ma non mi tocca, Ma non mi tocca quella lì. Più calma, fate vicino, Mario, non ti ne penso che ti sta alerta che te... E poi, scusa un attimo, veniamo chiusa la pagata, Ti bevi? Ma cosa che tra questo? Ti rispondi, ti mi bevi? Rispondi.
Ma sì, te ne vedo, va bene. Allora amassila. Ma no, ma Mari, senza calma, no. Mari, ha fatto il fatto che bisogna pagarla, questo. Ha fatto rinvenire senza manco toccate, ha fatto solo una sciata di roba e ti rinvenire, e ti bella pimpante, e ti bella russa. Fate visita, me la visiti un po' perché è tutta la... Oh, cosa vuol fare, Su, stia calma, su, voglio vederla soltanto un attimo negli occhi. Cosa mi ci infila? Ma su. Oh mio Dio! No, Non sto preso la bottiglia! Sono grave? No, stia calma, mi faccia vedere un attimo la lingua, su. Tutta? Su. Ma non deve mica lavare per terra che le battate su lì così. Spiritoso, ti parla sempre, se. Quanti anni ha, signora? Anna di indonanati parecchie volte. Ma brutta spia! Senta un attimo, signora, lei soffre mica ultimamente di mancamenti, sensi di nausea? Ma guardi, ma tanti, poi tante angosce sempre, guarda. È tutta la notte che vi piango angosciosa, è proprio un'angosciata continua. E allora, guardi, la diagnosi è bella che fatta. Lei sta aspettando un bambino. Sì, tu Renato, ma scherziamo! Ma è tutta la notte che sto dietro con la cuffia con le manine, un bambino perché... Oh, calma, mi è venuto di più. Il bambino dentro alla cuffia con le manege o dentro la caraffa? Precisamente, proprio così. Ciao! Maria me lì, l'altro che Maserati, Ferrari, roba del genere. Mari, siamo sicuri, vero? Sicurissimi. Ma, dottoressa, non sarò un po' troppo vecchia? Ma no, lei è soltanto poco giovane, via. E perché non è la medesima cosa? No, signor Pitalunga, non è la stessa cosa. Perché vede, vecchio è quel signore lì, quel tizio, che non è neanche in grado di togliere il dito dalla bottiglia che si è appena scolata. Poco giovane invece è chi se ne frega se invece di una Ferrari ha una pallina che funziona ancora. Ci pensi, signor Pitalunga, e vedrà che poco giovane e vecchio non sono la stessa cosa. Che penso dopo. Ma allora è certissimo tutto quanto ha detto lei. Sì, stia sicuro, stia tranquillo. Anzi, adesso le scrivo alcuni esami che dovrà fare e delle medicine che dovrà prendere. Oh sì? No, perché qui è... Ma scherziamo? Ma perché? Perché come devo cominciare, mica rispondo in rima con ciapi di momento. Perché la magia calibrata va detto un altro giusto. Ne andremo a pigiare al momento e al punto giusto. Da me, sciga calibrare, non ne avendo farmacista. Alle roba fetanca e che poco anche ne gusta. Una medicina calibrata. Ma del tipo c'è gusto? Ne andremo a pigiare al momento e al punto giusto. Se la fete poi dosare. Al momento e al punto giusto. Quando è giunto di Al momento e al punto giusto. Se la fete poi Al momento e al punto giusto. Se la mette poi dosare, al momento a se trascendo. La 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 hanno partecipato a questo lavoro, oltre al sottoscritto, Cinzia Sacchi, nella parte di Lina, Gianfranco Balestrino, nella parte del vecchietto e di Andrea, Luisana Zini, la nostra infermiera, Claudio Porcile, il poliziotto, Gabriella Liquore, nella parte della mieghetta, Mauro Grasso nella parte del pro e la nostra grandissima Sandra Gambini nella parte del mare. Grazie.
Adesso scritto Giorgio Coloni, ai luci sem caminho, tempo sem viagem, cerca na mejinha, quando é stagione di baci, a treva qualche spinga, lucianze che insticagi, che sempre na mejinha, la 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 la